Dopo il brillante esordio nella prima giornata del campionato di eccellenza, il Gioiosa inciampa alla sua prima uscita casalinga. Sul nuovo tappeto in erba sintetica del Comunale, biancogranata si arrendono a un esperto Mazzarone capace di ribaltare il match nonostante l'inferiorità numerica. 3 punti pesantissimi per la formazione ospite, che resta a punteggio pieno e consolida la vetta del girone B dopo 2 giornate. La cronaca si apre con un Gioiosa subito arrembante. Al quinto minuto i padroni di casa sfiorano il vantaggio con una conclusione velenosa di Calderone, respinta in angolo da Trovato, ma il gol è solo rimandato al 13°. Infatti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è Cervello a prendere il tempo a tutti e a trafiggere Torrisi per l'1-0. Esplode il Comunale, il pubblico biancogranata sogna una nuova vittoria, un sogno che però dura poco. Passano appena 5 minuti e il Mazzarone ristabilisce la parità con una perla di Prestia che lascia partire un sinistro a giro imparabile, infilando il pallone all'incrocio dei pali. Una protezza che vale l'1-1 e scatena l'entusiasmo della panchina giallorossa. Al 21° l'incontro si ferma per qualche minuto. Iuculano, giocatore del Mazzarone, rimane a terra nella propria area dopo un contrasto con un avversario. Intervengono i sanitari e il numero 3 ospite è costretto a lasciare il campo in barella e in ambulanza tra gli applausi sportivi del pubblico di casa. Il giocatore sarà poi trasportato all'ospedale di Patti per accertamenti. Nonostante la perdita di un uomo chiave, il Mazzarone non rinuncia ad attaccare e costruisce 2 nitide occasioni per il sorpasso, ma in Ferrera si erge a protagonista. Prima disinnesca il sinistro ravvicinato di Balde, poi alza sopra la traversa la punizione potente di D'Amico. Nella ripresa il Gioiosa torna in campo con determinazione alla ricerca del nuovo vantaggio, ma Torrisi si supera. Prima respinge il sinistro insidioso di Messou, poi è provvidenziale su colpo di testa di Tavares. Al 65° il Mazzarone resta in 10 uomini, viene espulso Martinez per doppio giallo, ma clamorosamente è proprio in inferiorità numerica che arriva l'episodio che cambia la partita. Minuto 81, Papaserio si inventa il gol dell'anno. Il classe 99 giallorosso raccoglie un pallone al volo dai 30 metri e lascia partire una conclusione spettacolare che si insacca sotto l'incrocio, battendo in Ferrera che sfiora. Una prodezza da cineteca, un gesto tecnico di altissima scuola che raramente si vede su questi campi. E 2-1 Mazzarone. Il Gioiosa accusa il colpo e gli ospiti sfiorano addirittura il tris con Bamba, ma in Ferrera tiene in vita i suoi con un riflesso prodigioso sul destro a botta sicura dell'attaccante ospite. Il 3-1 però arriva comunque nel finale. In pieno recupero Balde riceve palla al limite dell'area, si coordina col sinistro e piazza il pallone all'angolino basso alla destra di Inferrera, firmando il sigillo definitivo. Finisce 3-1 per il Mazzarone, che vola in classifica a quota 6 punti, mantenendo la vetta del girone B a punteggio pieno. Resta invece fermo a 3 il Gioiosa, che paga a caro prezzo le occasioni sprecate e la magia di Papaserio.